Prossima coppia? Beh, i neosposini, perché insomma si sono sposati tanto tempo fa, ma si sono risposati da pochissimo. Miriana Trevisan e Pago. Com'è sposare lo stesso uomo in pochi anni? Ah, insomma no, è stato sempre il primo è stato serio, è andato male, gli altri due l'abbiamo fatto per gioco, speriamo che vada meglio. Noi ve l'auguriamo. Per voi prova spettacolo, volete scegliere ballo o canto? Ballo? Ma tu sei bravo, mi dicono tu sei bravissimo, Pago. Veramente hai dato in sala prova grande soddisfazione, il meglio di Enzo Paolo. Sì. Guardiamo in sala prova insieme. Oddio. Ho sbagliato mestiere, invece di fare il cantante devo fare il ballerino. Facciamo un po' questa camminata da figo, un po'? Dai Tony, vai. Chiamami Sandy. Sandy lei. Adesso lo rifacciamo perché la camminata era un po' da ciocchetto. Dai, canta. La camminata da bullo, ma io sono naturale da ragazzino. Lui è un bullo. Deve essere un po' come nella vita, no? Che lei se la tira e tu gli vai dietro. Non è così, non è il contrario. È il contrario, no? Assolutamente se la tira di più lui, ma penso che sia una cosa tipica degli artisti. Amore, vieni. Aspetta un attimo. E basta? Mi sento riso perché mi imbarazzo, non so ballare. Altro che Tony Manero. Ci abbiamo Pago. Io sono il nuovo Tony Manero. Dimmi la verità, tutti puntate su Miriana Trevisan e suo marito Pago. Grazie Miriana, grazie Pago. Andiamo avanti con la gara, un grande Tony Manero. 2 minuti per voi. È giusto? Eccoli 2 minuti. Guardatevi negli occhi, mi raccomando. Guardami. Via, Pago. Cosa odi di Miriana in casa? Praticamente è disordinatissima. Lei ma la cosa non è vera, lascia ovunque qualsiasi roba. Miriana, cosa odi di Pago? Cosa odio di lui? È un po' impaziente. Pago, cosa ti mandava in bestia di Miriana quando l'hai conosciuta? Mi mandava in bestia che quando uscivamo, io sono uno molto notturno e lei invece di notte preferisce dormire. Andavamo in giro a una certa ora, ciao, voglio andare a casa. Miriana, cosa odi di Pago quando sei ai fornelli? Che appena tutto pronto, finalmente ho provato la pasta, devo dire che non sono bravissima a cucinare. È pronta, amore, vado a fare la doccia. Come vai a fare la doccia? Pago, cosa cambieresti di Miriana in cucina? Cosa? Cambieresti di Miriana in cucina? In cucina lei quando decide di cucinare decide anche di telefonare. Miriana, cosa non sopportavi di Pago che adesso gli perdoni? È proprio la sua impazienza, ma adesso lo capisco, il suo magari stare... Pago, nella quotidianità raccontami l'arrabbiatura più grande. Guarda, l'episodio non me lo ricordo, mi ricordo solo che ho spaccato la porta. Ho ancora il buco sulla porta della mia casa. Miriana, cosa ti manda in bestia di Pago in macchina? Ecco, lui non sopporta il traffico, invece secondo me è un momento per condividere. Pago, sfondi le porte, l'hai appena detto, ti arrabbi in macchina, mi sembra di capire. C'è qualcos'altro che ti manda in bestia? Cioè, diccelo così. No, assolutamente.
Sì, dai, quando... Cioè che cosa, Miriana? No, Quando parlo tanto. Lui. Quando parla sta, ma non è che mi manda in bestia. Che Miriana, qual è la cosa più strana che ti accade con Pago? La cosa più strana? Guardalo negli occhi. Una cosa più strana. Ah, ecco, c'è una cosa pazzesca. Io sono tipo un cane Posso andare avanti? Un cane da fiuto, se non so. Da tartufo? Da tartufo, perché grazie. Chiamami tartufo. Grazie. Cioè? Allora, lui è un musicista, quindi può tornare alle 3, alle 5, alle 6 di notte. Fai concerti. Fai concerti, così. Io alle 5, alle 3, alle 4, senza sapere l'orario in cui lui torna, 5 minuti prima mi sveglio. Capita anche che lo chiamo e lui mi dice puntualmente sono qua sotto. Devo ammettere che è stranissima. strano. Grazie a voi.